Successo nel polo scientifico dei Rizzi per PhD Expo 2017, vetrina delle attività di ricerca più interessanti ed innovative condotte dai dottorandi dell'Università di Udine iscritti al terzo anno. L'evento, organizzato in collaborazione con l'acceleratore digitale Friuli Innovazione, consente di approfondire i contenuti di oltre 80 lavori realizzati nell'ambito dei corsi di dottorato nelle aree di ricerca economico-giuridica, medica, tecnico-scientifica, umanistica e linguistica. Giunto alla terza edizione, il PhD Expo quest'anno è stato allestito con un nuovo concept della zona espositiva, organizzata sulla base delle aree di specializzazione intelligente regionale S3, agroalimentare, filiere produttive strategiche, metalmeccanica e sistema casa, smart health, tecnologie marittime e cultura, creatività, turismo. Raccoglie l'esposizione di poster scientifici che saranno visibili fino al 5 giugno negli orari di apertura della sede dei Rizzi, dalle 8 alle 19. Sentiamo Maria Cristina Nicoli, delegata del Rettore alla ricerca. Questo evento nasce sostanzialmente dal desiderio che l'Ateneo ha di cercare di comunicare i risultati della ricerca all'esterno. L'università è il luogo dove si producono i saperi, l'università ha anche il compito di trasferire questi saperi, lo fa normalmente attraverso la didattica, lo fa normalmente attraverso la creazione dei dottori di ricerca, ma è necessario trovare anche altri strumenti per comunicare la ricerca all'esterno e soprattutto alle aziende, e questa è l'occasione sostanzialmente, quindi è l'occasione dove l'università si apre alle aziende, si comincia a creare un dialogo fruttuoso in modo tale che i nostri ragazzi, i nostri dottorandi riescano, come dire, a illustrare i risultati delle loro ricerche in una chiave applicata affinché queste idee possano prima o poi consentire di migliorare la qualità della nostra vita, diciamo, di utenti, di cittadini. PhD Expo 2017 rappresenta un'occasione particolarmente interessante per le aziende che intendono realizzare con l'Università di Udine un progetto di ricerca, sviluppo e innovazione da candidare ai prossimi bandi POR-FESR 2014-2020, attivati dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Per supportare questa specifica iniziativa, Friuli Innovazione mette a disposizione gratuitamente le proprie competenze e servizi per la scrittura dei progetti, di cui potranno beneficiare 3 imprese che non abbiano mai partecipato alle precedenti edizioni del PhD Expo. Germano Scarpa, presidente di Friuli Innovazione. Questa è un'iniziativa molto importante perché mette a contatto il mondo dei giovani, il mondo della ricerca, il mondo dell'università con l'industria, e noi, per far vedere quanto teniamo a questa manifestazione, che tra l'altro quest'anno sta avendo un successo incredibile in quanto il numero dei progetti presentati è più che raddoppiato, quindi direi che di anno in anno la stiamo vedendo crescere con grande orgoglio, e il grande merito ovviamente all'università. Friuli Innovazione da Parco Territoriale vuole accompagnare questa manifestazione, in particolare quest'anno metteremo a disposizione le prime 3 aziende che decideranno di investire in uno di questi progetti una consulenza gratuita per poter inserire questi progetti nei bandi di ricerca regionali. Tra l'altro bisogna dire che con grande lungimiranza quest'anno tutti i progetti sono stati divisi e messi in sintonia a quelle che sono le varie tematiche dei bandi regionali.